Lacrime e dolore per l'ultimo saluto al piccolo Antonio Mendolia, il tredicenne deceduto 3 giorni fa in un brutto incidente stradale avvenuto in via Portella. Oggi è il giorno delle lacrime, non servono le parole, serve solo avere fede e ricordare le belle cose di Antonio, momenti di vissuto con lui. Adesso lui si trova in paradiso insieme al nostro Signore. Questo quanto detto durante l'omelia di Don Alfio Lanfranco, padre guardiano del convento di Sant'Antonio, dove si è svolta la cerimonia funebre. Antonio era un grande tifoso dell'Inter, compagni di scuola e amici non hanno fatto mancare la maglia nerazzurra che hanno appoggiato sulla bara bianca. La città di Favara ha voluto rendere omaggio così ad Antonio e manifestare la vicinanza alla famiglia. Durante le esequie ci sono stati momenti ovviamente di grande commozione, di silenzio assoluto fino all'uscita della bara accompagnata da un lungo applauso e dai palloncini bianco e azzurri che sono stati fatti volare in cielo. A Favara è stato lutto cittadino. Il piccolo Antonio Mendolia, deceduto 3 giorni fa in via Portella, una zona di Favara, viaggiava a bordo di uno scooter, uno scarabeo insieme a un amico e lui faceva il passeggero. In un tratto di discesa, forse a causa di un malfunzionamento dei freni, è quello che si dice, il terribile schianto. Per Antonio non c'è stato nulla da fare, la procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta per accertare la dinamica dell'incidente e l'attività investigativa prosegue.